Allora, Presidente, caratteristiche della marca trevigiana. Si parlava di una ricchezza italiana, sono le piccole e medie aziende. Qui ci sono che tipo di aziende nel territorio? Beh, anche nella marca trevigiana le aziende hanno una dimensione comunque medio-piccola. Negli ultimi anni si stanno comunque ingrandendo, perché comunque le possibilità aziendali, abbiamo sempre aziende contenute nel numero di persone, però queste cercano appunto di investire e di ingrandirsi. Quindi rispetto ad anni fa, dove la dimensione media poteva essere attorno ai 2 ettari, oggi sta crescendo, si sta avvicinando a 3, però comunque in realtà molto più grandi sono sempre di più all'ordine del giorno. Punti di forza? Punti di forza, siamo a Treviso, è inevitabile parlare del Prosecco. È una realtà che è caratterizzata da 3 denominazioni, quindi abbiamo un Prosecco DOC, un Prosecco Conegliano Valdobbiadene e un Asolo Prosecco. 3 realtà di qualità che comunque coprono un'area di 9 province, quindi sia Veneto che Friuli sono interessate da questa produzione. È un territorio molto particolare, lo vediamo anche dalle immagini, quindi non è così facile. Molto particolare e molto variegato, perché ricordo che le aree collinari dove trovano forza e riconoscenza le 2 DOCG principali, quindi appunto il Conegliano Valdobbiadene e l'Asolo, sono aree comunque interne, impervie, che però hanno avuto una gestione secolare del territorio e che ha permesso appunto poi anche per l'area della DOCG Conegliano Valdobbiadene di avere anche il riconoscimento UNESCO, e quindi questo è un ulteriore valore aggiunto in più che il territorio ha e che gli viene appunto riconosciuto poi in tutto il mondo, perché queste produzioni girano effettivamente ogni paese del mondo. Ecco, quando si parla appunto di questa zona ci sono molti che hanno sollecitato un po' la sensibilità in generale dicendo ma sono zone dove ci sono l'utilizzo di tanti fitofarmaci, si crea questa forma di inquinamento del terreno, può essere pericoloso per la salute delle persone. È vero? Com'è la situazione? Allora, per i non addetti ai lavori che cosa può rispondere? Questa è una considerazione che mi piace anche affrontare, perché comunque il mondo agricolo è spesso criticato, è spesso visto come il principale inquinatore. Io da rappresentante della situazione di categoria posso dire che l'agricoltore a Treviso sta cercando di fare di tutto per ridurre l'impatto ambientale della sua attività. Treviso è una delle province, forse la principale in Italia per l'utilizzo di atomizzatori a recupero, quindi c'è la possibilità di ridurre la deriva e quindi di impiegare il prodotto fitosanitario nel modo più attento. Abbiamo le certificazioni, l'SQNP, il biologico, tutte attività che permettono all'agricoltore di ottimizzare le produzioni, di avere una conoscenza maggiore di quello che sta facendo e quindi di ridurre l'impatto ambientale. Abbiamo l'impronta carbonica che viene registrata sempre di più, in modo che da capire qual è l'impatto poi sul territorio. La gestione dell'acqua, anche quella è un altro tema che sempre di più le aziende, avendo comunque un reddito a disposizione, riescono a gestire in modo più attento, dando appunto la giusta quantità d'acqua con impianti a goccia che permettono di risparmiare l'acqua da una parte, quindi nelle fasi di siccità si permette di dare comunque la giusta irrigazione ai vigneti, e quando c'è troppa acqua appunto non si riesce appunto a non eccedere appunto con questa gestione. Com'è stata l'annata vitivinicola che si è conclusa? L'annata vitivinicola che si è conclusa, nonostante poi le difficoltà climatiche appunto legate lo scorso anno all'eccesso di pioggia, è stata comunque un'annata buona. I numeri sono in crescita, con dei valori stabili, quindi questo ha consentito comunque a più aziende o comunque al territorio di vivere di un benessere superiore, anche perché comunque l'attenzione che l'agricoltore ha nei confronti appunto della qualità comporta poi un risultato sul mercato che gli si può riconoscere appunto un valore aggiunto superiore del Questo prodotto. è importante. È arrivato un messaggio poco fa, vediamo di rimetterlo in onda dalla regia così lo possiamo anche leggere. Carissimo Antonini, direttore, diamo valore ai nostri prodotti e spingiamo all'acquisto con una riduzione dei prezzi, perché più andiamo avanti e peggio è. Cavolfiore a 3 euro minimo e insalatina a 1 euro al letto. Il nostro telespettatore ha colto perfettamente la questione. Nel momento in cui si fanno determinati accordi, soprattutto con la CDO, va in quella direzione. Dobbiamo ridurre ovviamente il prezzo finale e quindi l'inflazione che oggi stava cavalcando, e dall'altra parte dare redditività alle nostre aziende agricole. Questi sono gli accordi che anche come CIE Agricoltori Italiani cercheremo di portare avanti, mantenendo
avanti una bandiera importante, che è quella della valorizzazione dei nostri prodotti, perché valorizzare i nostri prodotti vuol dire dare possibilità a tutti di avere un beneficio. Perché anche i consumatori li possono comprare. Assolutamente sì. Perché il potere d'acquisto nostro invece sale l'inflazione, scende in potere d'acquisto. Il piccolo agricoltore per sopravvivere deve sfruttare al massimo la propria attività, diventando anche ristoratore, venditore di prodotti, guida turistica con l'apertura dell'azienda al pubblico e soprattutto specializzandosi nel marketing, altrimenti muore. Credo che sia un addetto ai lavori, risponde lei Presidente. Perché poi nella marca ci sono proprio queste vocazioni. Assolutamente sì, perché la diversificazione comunque è uno strumento che hanno comunque le aziende per poter migliorare il loro reddito, quindi è importante che ci sia una competenza da parte degli operatori, quindi anche a livello enoturistico che ci siano le conoscenze corrette su tutto quello che devono fare per essere a norma e per poter offrire poi al turista o al consumatore finale il giusto prodotto in un'ottica di qualità. Appunto sempre a Treviso io sono consapevole che l'investimento che si fa sulla qualità spesso va oltre all'effettivo ritorno economico, perché la meccanizzazione comunque ha un costo. Tante volte ci viene da pensare che la chimica ti risolve il problema in pochissimo tempo, però io posso assicurare che tutte le aziende, buona parte insomma, delle aziende del Trevigiano hanno colto questo aspetto e cercano appunto di usare più meccanica e meno chimica. Questo è uno slogan anche di certe realtà sul territorio, dove si cerca appunto di dare un riscontro pratico, tecnico e che sia poi un ritorno in qualità per il consumatore finale. Però questa attenzione alla limitazione del fitofarmaco, ad usare più meccanica e meno chimica eccetera, c'è per i nostri produttori, quelli attenti ovviamente, però tanti prodotti sono concorrenziali, torniamo al solito discorso, perché invece abbondano in certe sostanze, esteri fuori extra UE magari. Allora, qui è importante un'azione di comunicazione che insomma come associazioni cerchiamo di fare, ma una comunicazione nei confronti del consumatore, perché il consumatore quando si reca nei punti vendita e riesce a capire in modo immediato dall'etichetta che quel prodotto è un prodotto locale o comunque non arriva dall'altra parte del mondo, il consumatore già lì al banco del supermercato può fare una scelta chiara e dire io preferisco un prodotto che ha fatto pochissima strada, conosco magari anche il produttore e so che questo produttore si comporta in modo bene, nel modo corretto, ha le giuste certificazioni e riesce poi a garantire appunto un prodotto di qualità. Quindi l'aspetto comunicativo secondo me ha un'importanza. Sul territorio è importante, assolutamente. Leggo il messaggio che è arrivato poco fa, così vediamo di passare la parola anche ad Antonini. Pasta fatta con grano italiano che arriva in navi cargo da non si sa dove, coltivato con pesticidi che in Europa sono proibiti da anni, in Italia da decenni. Presidente. Ma guardi che il nostro telespettatore ha colto perfettamente la questione. Oggi non è possibile che io vada al supermercato e prenda un prodotto con scritto italiano quando quel prodotto italiano non è, ma è italiano perché è stato trasformato in Italia. Non esiste. Quindi l'etichettatura è un elemento determinante. Ma lì è un problema legislativo. È un problema comunitario, è un problema di etichettatura, è un problema del fatto che le etichette devono essere chiare, no? Magari scritte in maniera anche non chiara, in maniera tale che io devo sapere che quel prodotto è stato prodotto in Italia e trasformato in Italia. E allora ho la certezza che quel prodotto è italiano. Poi sulla questione dei pesticidi, l'ha detto il mio Presidente, cioè oggi nel Veneto, ma a livello italiano, abbiamo ridotto più del 30% l'utilizzo di pesticidi. Oggi la Comunità Europea, qualche mese fa, la Comunità Europea ha siglato un accordo commerciale, Mercosur, che questo nome è un po' anche strano, con paesi del Sud America, Argentina, Brasile, Paraguay. Ma allora noi non siamo d'accordo sugli accordi... Per far arrivare prodotti per accordi commerciali di produzione. Allora noi non siamo non d'accordo su questo perché noi siamo grandi esportatori in quanto prodotti di grande qualità e quindi noi abbiamo bisogno che i nostri prodotti siano esportati. Però nel momento in cui si fanno questi accordi, devono essere accordi chiari, che devono soprattutto valorizzare non solo i nostri prodotti, ma devono valorizzare il lavoro dei nostri agricoltori. Perché se in Italia alcuni utilizzo di pesticidi è vietato da decenni
e in altre parti del mondo questo non è vietato, questa è una pratica sleale rispetto ai nostri agricoltori. E allora se io devo produrre un prodotto devo avere le stesse caratteristiche, perché altrimenti poi io posso importare un prodotto, certo, esatto, a un minor costo di quello che viene prodotto dai nostri agricoltori, ma perché? Perché viene utilizzato di sistemi diversi e quindi le utilizzazioni su questo devono essere chiare e concrete. Quindi vanno bene gli accordi commerciali, non vanno bene quando negli accordi commerciali non viene inserito in maniera chiara e determinante questi aspetti che per noi sono importantissimi. Certo, quindi anche sto pensando alle produzioni vitivinicole parimenti, se c'è un'attenzione particolare dei produttori nell'utilizzare meno sostanze che possono danneggiare al di là dell'ambiente ma anche e soprattutto la salute delle persone, a parità di prodotto più o meno che viene magari da un'altra realtà oltreoceano, è più genuino quello vostro? Perché essendoci una normativa stringente, essendoci un'attenzione particolare, sensibilità particolare, il procedimento, i processi sono diversi, o certo, no? beh, la normativa europea è molto E stringente. anche lì è comunicazione. Assolutamente, la normativa europea è molto stringente su tutti i prodotti che comunque a livello poi scientifico vengono ritenuti pericolosi, quindi noi siamo assolutamente d'accordo nell'evitare certe sostanze che appunto siano ritenute tali. Però questo lo si sta facendo, il mondo comunque sta chiedendo prodotti sostenibili e noi insomma nella nostra realtà, anche la realtà agricola penso nazionale si sta impegnando per ottenere prodotti con il più basso utilizzo di chimica possibile. Poi è ovvio che non si può arrivare alla chimica zero, però l'impegno assolutamente c'è ed è fatto costantemente, perché comunque le iniziative per l'uso di insetti antagonisti al posto di usare un prodotto chimico, l'uso di feromoni per la confusione sessuale in modo tale che non si usi la chimica ma si usano sostanze naturali. Sono tutte realtà che poi contraddistinguono ogni settore dell'agricoltura. Al di là poi del vigneto, io penso anche poi nel mondo dell'ortofrutta, anche lì si usano queste metodologie che permettono di essere meno impattanti. Un altro messaggio che è arrivato, lo leggiamo insieme, vediamolo che se lo mette in onda di nuovo la regia. I miei saluti al presidente agricoltore Feletti, che ho conosciuto personalmente e apprezzato il lavoro svolto nella Marca. Nella Marca la CIA sta lavorando molto bene, dando spazio ai giovani come anche per Padova. Beh, un bel riconoscimento. Mi fa piacere che insomma, il pubblico della trasmissione mi abbia riconosciuto e comunque ha notato l'impegno dell'organizzazione sul territorio. Noi siamo presenti, ha toccato il tema anche dei giovani, mi pare nel messaggio, ed è una cosa su cui dobbiamo puntare per il futuro, perché comunque il giovane ha bisogno... Anche lei è giovane come sì, agricoltore. Per fortuna ancora... Quindi... Però appunto sono una necessità avere forze giovani che hanno anche un po' un'apertura al mondo, a conoscere determinati aspetti, perché si fa così, perché si è sempre fatto così, non va più bene come principio, quindi dobbiamo cercare di innovare le nostre aziende e magari appunto il giovane riesce ad avere un'ottica diversa su cui si può muovere e su cui poi può investire e quindi creare magari aziende che siano più sostenibili e più green, che possono dare appunto un prodotto migliore. C'è qualcosa, una marcia in più che lei comunque come Presidente riscontra, anche lei ha parlato più volte anche di comunicazione, che c'è nella Marca Trevigiana, che quindi è un plus che voi avete elaborato con maggior agilità? Beh, il legame con il territorio, quindi con tutto l'impegno che l'agricoltore fa, come diceva anche prima il nostro direttore regionale, e riuscire a trasmettere al consumatore o comunque al cittadino il fatto che l'agricoltore non solo fa cibo e quindi una produzione primaria, ma crea anche territorio, dà quel valore aggiunto in più a tutta l'area che poi fa la differenza, perché appunto abbiamo le colline dell'UNESCO che sono state un riconoscimento legato al fatto che l'uomo da decenni, se non secoli, sta coltivando e gestendo quel territorio, però al di là delle colline tutto il territorio della Marca Trevigiana, ma comunque penso quello regionale,
è poi caratterizzato dall'opera e dall'ingegno delle persone, dagli agricoltori che nei decenni hanno mantenuto le siepi, hanno gestito il territorio, hanno gestito l'acqua, sono riusciti a fare la differenza nell'avere un ambiente che poi è sempre soggetto a critiche, perché si pensa che ci siano dei condizionamenti legati all'inquinamento, però l'agricoltore sta cercando di fare tutto questo. No, questo è molto importante raccontarlo, perché effettivamente tante volte è dovuta a non conoscenza, insomma, di luoghi comuni. Siamo in chiusura proprio. I radichi come stanno andando? I radichi, un anno difficile perché il clima non ha aiutato, però insomma la qualità si mantiene, quindi chi è riuscito a portare a produzione il suo lavoro, il proprio semine, ha quest'anno una certa soddisfazione, però il clima rimane sempre ostile, o meglio lo è sempre di più, e quindi le difficoltà in fase di trapianto, gli eccessi di calore nella fase successiva non sono stati d'aiuto, però anche il radicchio, soprattutto in questi giorni, con tutta una serie di mostre sul territorio, sta avendo un buon successo. Bene. Complimenti al suo lavoro, auguri, buon lavoro Presidente, a tutta la zona della Marca Trevigiana, grazie al direttore Antonini. Dovremo parlare perché abbiamo avuto delle mail che ci sono arrivate da molti agricoltori per la questione delle assicurazioni, di cui non so molto, mi dovrò anche informare, però forse sarà un altro tema che dovremo affrontare, perché ha accennato alle vicissitudini climatiche, rimborsi, sì, la questione delle assicurazioni, 3 secondi per dire che erano fermi dal 2021, un grosso intervento da parte di agricoltori italiani a livello romano e a livello del Ministero. In questi giorni stanno arrivando le PEC, intanto per lo sblocco del 70% di quella parte di assicurazioni che erano bloccate. Beh dai, questa è una buona notizia, chiudiamo bene. Grazie ancora a voi, grazie cari telespettatori di averci seguito, rivolgetevi alla CIA Agricoltori per qualsiasi consulenza, supporto e necessità, e rivedete la puntata su YouTube e anche sul web.